Furto perpetrato ai danni di un'abitazione nel corso del primo pomeriggio di giovedì 16 gennaio in via Anton Lazzaro Moro, Udine. È stato il proprietario, un uomo di 33 anni, a scoprire la visita non gradita da parte di ignoti che si sono introdotti furtivamente forzando una finestra. Una volta all'interno hanno asportato 6.600 euro in contanti, 12 orologi e monili per un valore complessivo del bottino che si aggira sui 10.000 euro. Indagano i carabinieri del radiomobile. A San Pietro al Natisone è caduta nella rete una donna di 62 anni. Ignoti, spacciandosi per la figlia, attraverso WhatsApp hanno inviato alla loro vittima un messaggio per una ricarica postepay di 950 euro. Solo dopo aver effettuato l'addebito la donna ha capito di essere stata truffata, denunciando il fatto ai carabinieri. A Dignano i topi d'appartamento in azione, stessa tecnica, dopo aver forzato un infisso hanno asportato monili dandosi alla fuga all'arrivo del proprietario facendo perdere le tracce. Indagano i carabinieri della stazione di Campo Formido, danno in corso di quantificazione.